io stavo nei campi, sono venuti a chiamarmi all'improvviso, è scoppiato l'incendio e dopo, quando sono arrivato, ho trovato l'elicottero, ho preso paura anche per i bambini, perché c'ho 2 bambini piccoli. Stava giocando nella stalla con i fiammiferi e il fienile si è incendiato. È accaduto ieri pomeriggio alle 18 a Tarza, in via Fratta, dove lì per lì si è temuto per la sorte del bambino di 9 anni che ha causato il rogo. La paura era che fosse rimasto all'interno della stalla e invece, per fortuna, era già uscito. Sono stati attimi di terrore. Quando il piccolo è stato ritrovato, tutti hanno potuto tirare un sospiro di sollievo, anche se i danni per l'azienda agricola della famiglia Della Bella sono comunque ingenti. Purtroppo abbiamo avuto abbastanza danni, sarà sui 40-50 mila euro di danni, tra fieno, trattori e strutture qua. Sul posto 4 squadre di vigili del fuoco e i carabinieri di Cison per appurare l'accaduto. E adesso? Cerchiamo di andare avanti in qualche maniera. Purtroppo